Adesso si fa sul serio, sul sintetico del Pietro Cangemi di Torregrotta si gioca l'andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia, 8 squadre in corsa per conquistare il titolo con i padroni di casa che ospitano i città di Santa Teresa. Nel turno precedente il Torregrotta si è sbarazzato dell'Orsa, sul fronte opposto i santateresini hanno conquistato la qualificazione eliminando il città di Mascali. Formazioni: Torregrotta con Fodi, Maccarrone, Matai, Pergolizzi, Ferlazzo, Battaglia, Giordano, Murò, Aloe, Rasà e Isgrò. Risponde il città di Santa Teresa: Gugliotta, De Luca, Gaeta, Manuli, Lombardo, Straguzzi, Catania, Smiroldo, Colloca, La Forgia, Maimone. Tutto pronto allora con le immagini a cura di Francesco Morabito per raccontarvi del film del primo tempo. Fischia il signor Francesco Rao, sezione di Messina. Si parte e dopo 3 minuti il Torregrotta che bussa nell'area avversaria con la punizione di Giordano, il colpo di testa di Maccarrone, la sponda, e per Aloe che colpisce il legno da pochi passi. Grande occasione per il numero 7 all'8º, ancora un lancio di Giordano a illuminare per Isgrò che va con il lob davanti al portiere Gugliotta che esce, la sfera si impenna e termina oltre la traversa. Al 15° continuano a spingere i rossoblù, rimessa che viene respinta, arriva ancora una volta Isgrò al limite dell'area a controllare il suo mancino verso la porta, viene facilmente contenuto dal portiere. Al 22° il primo squillo ospite con Colloca che fa correre a destra De Luca, vince il contrasto De Luca, cerca il traversone, Fodi respinge ma sui piedi di Maimone che si coordina a centro area e spreca con questo destro che finisce almeno un paio di metri al lato. 29° Isgrò punta l'uomo a destra, mette il cross, il tentativo di acrobazia, il salvataggio di Manuli sulla linea, si era inventato la giocata del mercoledì. Maccarrone. 30° ancora Isgrò decisivo, il pallone messo dentro, Gugliotta respinge, la difesa non riesce ad allontanare, allora la zampata decisiva è quella di Aloe che segna e fa 1-0, si sblocca il risultato, il Torregrotta è avanti, non può nulla capitano Gugliotta per il città di Santa Teresa. Al 34°, ottima trama da Murò a Battaglia, il pallone finisce poi a Rasà, cerca di allontanare la difesa ma arriva l'irruzione in area di rigore da parte di Battaglia che viene respinta fallosamente. Calcio di rigore, Giordano all'occasione dal dischetto, Gugliotta lo ipnotizza ma arriva lui, arriva l'istinto del bomber di Rosario Rasà che fa 2-0 per il Torregrotta e mette in discesa la partita. Al 40°, punizione città di Santa Teresa, rimane viva la formazione ionica, qui allontana però Pergolizzi in calcio d'angolo. Finisce così il primo tempo, Torregrotta che conduce in Coppa contro il città di Santa Teresa 2-0. Decidono fin qui le reti di Aloe e di Rasà. Partiamo con il film della ripresa. Nel frattempo sono entrati sul terreno di gioco Alessandro, Isgrò e Rotella per Ferlazzo e Rasà, ma al 50° è gigantesca la chance che spreca proprio il neo entrato Rotella su cross al bacio di Aloe. Gugliotta dice no col piedone. 55°, calcio d'angolo che rimane lì incastrato, ancora Rotella a girarla ancora una volta, andare vicinissimo al gol del 3-0. Entra Trimboli ed esce Murò. Al 68°, Maimone riesce a resistere alla carica a destra, mette un pallone interessante in mezzo, Matai anticipa l'uscita di Fodi che si dispera e s'arrabbia, la sfera termina invece nel calcio d'angolo. Maimone cerca De Luca che svetta più in alto di tutti ma non trova il gol che avrebbe dimezzato le distanze. Al 73°, il pressing funziona, Isgrò va a combinare con Rotella, Isgrò se la porta sul mancino e spacca la traversa del Pietro Cangemi. Torregrotta che adesso meriterebbe almeno ai punti il gol del 3-0 e siamo al 75° con Alessandro Isgrò che lancia Aloe, il duetto con Rotella che mette dentro, arriva a centro area, la girata vincente di Antonio Isgrò che mette la firma su questa gara. 3-0 Torregrotta, serissima ipoteca di qualificazione per i rossoblù. Minuto 85, arriva il tentativo da parte di Smiroldo su pennellata di Maimone, poco dopo la punizione di Giordano trova sul secondo palo Pergolizzi a un passo al gol del 4-0 con il colpo di testa. 89°, la rimessa per Ferraro che riesce a servire La Forgia, il tentativo dell'attaccante, l'uscita del portiere, la sfera rimane ancora a Ferraro, Maccarrone sulla linea per il clean sheet rossoblù. Minuto 90, Giordano recupera il pallone a centrocampo, va a servire Aloe, il tentativo di Aloe che conclude la parata di Gugliotta, la sfera rimane lì incastrata e il gol del 4-0. Il Torregrotta mette la ciliegina su un match praticamente perfetto, battuto così il città di Santa Teresa. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.